Oggi si celebra Sant'Ambrogio in memoria del noto vescovo e patrono di Milano. Il nome Ambrogio deriva dal termine greco ambrosios e significa immortale. Non a caso la bevanda degli dei dell'Olimpo si chiama ambrosia. Oggi, 7 dicembre, è la giornata internazionale dell'aviazione civile. Tale ricorrenza venne proclamata nel 1996 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con lo scopo di rafforzare la consapevolezza mondiale sull'importanza dell'aviazione civile internazionale per lo sviluppo sociale ed economico degli Stati. L'aviazione è da considerare come il motore della connettività globale ed è di rilevanza fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, adottata dalle Nazioni Unite e della Convenzione di Chicago, che fissa i principi alla base del trasporto aereo mondiale, promuovendo rapporti di pace tra nazioni, nel rispetto di norme che assicurino ordine, sicurezza e uguaglianza. Sono le 7:40 del 7 dicembre 1941, quando il Giappone attacca con oltre 300 caccia la base aeronavale di Pearl Harbor, nelle isole Hawaii. Si contano 2.400 vittime e 188 aerei abbattuti. Il presidente Roosevelt si rivolge al Congresso parlando di un evento destinato a cambiare le sorti del secondo conflitto mondiale, portando in seguito al lancio delle 2 atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Ma sapete qual è il volo di linea più lungo? Un volo senza scalo da Singapore a New York percorre 15.341 km in 17 ore e 25 minuti. Gli aerei possono essere di varie tipologie, ma volano tutti secondo gli stessi principi. L'energia viene generata da un motore o da un'elica e l'aereo viene quindi spinto in avanti. La forma delle ali fa deviare l'aria verso il basso, creando per reazione una forza che mantiene l'aereo verso l'alto. Buona domenica ai 12, non potrebbe nascere meglio questa domenica dato l'auspicio della congiunzione tra Giove e la Luna. La Luna, potentissima in Cancro, incontra il pianeta della positività e dell'espansione. Cosa accade? Per voi Ariete oggi è una questione di distribuzione affettiva, proprio perché dovrete badare a essere presenti a tutti i vostri affetti, a tutti i vostri amici e tutto quello che avete organizzato. E col partner una certa complicità, aiuto e supporto. Toro. A proposito di felicitazioni, oggi le decisioni sono prese, potete pure gioire e parlarne addirittura dei grandi progetti che avete. Giove e la Luna congiunti in terza casa vi fanno loquaci, vi fanno aperti e vi riempiono il cuore di speranza e di positività. Gemelli, per voi oggi è una giornata rassicurante perché avete trovato delle soluzioni importanti e adesso sapete che tanto al lavoro quanto nell'economia e negli affetti ora vi sentite decisamente più sicuri. Venere e Marte in opposizione tendono comunque a mantenere viva un'attrazione. Cancro, per voi oggi è potentissima questa congiunzione nel cielo che vede tanta positività e fortuna per voi. Mentre invece i Leone oggi saranno straordinariamente intuitivi e lasceranno tutti di stucco con una grande generosità del cuore e con grandi soddisfazioni già prese questa settimana. Vergine, per voi oggi la giornata scorre molto liscia proprio perché la Luna e Giove sono nella casa delle affinità elettive, delle amicizie e quindi vi sentirete supportati. Mercurio vi aiuta ancora a dialogare, anzi oggi molto loquaci, solo Venere, Sole e Marte sono in quadratura, il che potrebbe rendere l'amore un po' farraginoso, qualcuno forse è distante, ma c'è tempo per recuperare. Bilancia, per voi oggi è una giornata da Luna e Giove in quadratura, è tempo finalmente di cambiare, si è chiuso un ciclo e voi state serenamente accettando che questo passaggio si compia, mentre invece Venere, Marte e il Sole rinverdiscono la vostra vita affettiva.
Scorpione, per voi oggi è una stupenda giornata di trigono, Mercurio ospite nei vostri gradi, si fa incredibilmente loquace con Luna e Giove congiunti in trigono, una bellissima configurazione che vi porta a essere un po' i protagonisti della giornata, della vostra vita sicuramente. Sagittario, è proprio il vostro pianeta Giove che si congiunge alla Luna, quindi tutto si ammorbidisce, si rende un pochino più diluito, le asperità si limano e oggi siete in procinto di essere buoni e di fare pace con il partner. Capricorno, per voi Luna e Giove si congiungono in opposizione e dentro di voi matura ancora un altro ennesimo obiettivo da raggiungere, che raggiungerete sicuramente. Acquario, per voi oggi è una giornata di piena fantasia e libertà, potrete esprimervi in mille modi e gestire la vostra enorme curiosità che piano piano crea altre forme di espressione nella vostra vita più o meno d'artisti. Amore a tutto campo. Pesci, uno stupendo trigono di Luna e Giove congiunti su Nettuno e Saturno sembrano magnificare questa domenica, che sembra essere già l'inizio di un periodo positivo e pieno di nuove e grandi traguardi e soddisfazioni affettive. Oggi vi sentite molto confortati dagli affetti. Il 7 dicembre 1851 viene brevettato il primo frigorifero della storia. Solo nel 1900 verrà prodotto in serie e diventerà accessibile alle famiglie. In Italia sbarca negli anni 50 grazie all'imprenditore Giovanni Borghi, proprietario della Ignis. Prima dell'arrivo del frigorifero, l'unico mezzo per far arrivare in buone condizioni i prodotti alimentari era il ghiaccio. Sul detto di oggi, Kevin Spacey ha fatto l'attore protagonista per ben 6 stagioni. Avete capito bene, stiamo parlando della celebre serie House of Cards, che come avrete ben capito è anche un idioms molto utilizzato dagli inglesi. La traduzione letteraria ci aiuta ed è chiara: una casa di carte, o possiamo anche dire castelli di sabbia. Chiaramente indichiamo fare cose prive di solide basi e che perciò sono destinate a non durare. Il matto di oggi è il prestigiatore Jean-Robert Houdin. Il governo francese chiese il suo aiuto per contrastare l'influenza dei santoni arabi che provocavano disordini in Algeria. Houdin sbalordì il pubblico locale che si convinse avesse poteri soprannaturali e i disordini cessarono. Il più grande illusionista del Novecento, Henri Houdini, si chiamò così in suo onore. Ci salutiamo con la frase del giorno. Intelligenza non è non commettere errori, ma scoprire subito il modo di trarne profitto. Quindi non abbiate paura di sbagliare, potrebbe sempre portare a qualcosa di nuovo da scoprire o comunque da imparare. Noi ci vediamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Vi aspetto. Buona giornata dalla vostra Martina.